la vita. Se fai stesa, ti fai la stesa, amen. Succede. Succede. Paolo, non ti perché mette Gardner, che ti ha promesso Gardner. E sì, se il premio si riesce a fare Giusto. senza stese, senza piumbi però. Giusto, bisogna. Invece un minimo. Bisogna incentivarli, ragazzi. Stitosetti. Allora abbiamo avuto informazioni tecniche. Era un incentivo. Intanto vi ringraziamo perché avete sfilato un po' l'umidità che caratterizza questa serata. Speriamo che domani faccia un po' più caldino, dai. Sì. Anche perché inizieremo presto. Schiamoniaca, sì. Ricordiamo che le categorie che si esibiscono adesso sono la piccola squadra assoluti e la grande squadra assoluti. Invece domani saranno i campionati velichi giovanili 2025 e si inizierà praticamente dalle ore 15. Dalle 15 in poi. 15 in poi. Quindi tutto il lungo pomeriggio sarà impegnato da tutte le categorie giovanili. Dai da vedere. Che sta andare a rubare il segreto. Che sta. E guarda che sta. Non si sa. È andato a rubare il segreto. E se ci riesce, guardando. L'umidità fa impazzire anche i microfoni. Oggi abbiamo preso anche non qualche devo provare a ciappare. Sei andato a vedere? Hai scoperto qualche segreto, qualche drink? Eccoli che stanno avanzando. A Spagna hanno fatto due stesse e poco fa saranno emozionanti. praticamente apre questa
adesso ci prepariamo ad accogliere il gruppo della città murata di Montagnana, che naturalmente riporterà il premio della combinata che ha vinto nell'edizione 2024. Ce l'abbiamo proprio qui davanti. Qui davanti, è già stato riconsegnato. Tradición posible que sea Un applauso ragazzi, dai! Allora adesso la cerimonia d'apertura, ringraziamo tutti i giudici che sono schierati, che hanno avuto anche una trasferta velocissima nel corso del pomeriggio, però hanno continuato il loro lavoro e adesso sono di nuovo qua presenti, quindi cedo il microfono in rappresentanza dell'amministrazione comunale della città di Monselice, consigliere delegato alla giostra Luca Piccolo. Buonasera a tutti e benvenuti. Porto i saluti dell'amministrazione comunale e del sindaco Giorgio Bedin, che questa sera purtroppo ha altri impegni. È un piacere portare a Monselice questa manifestazione. Io, a essere sincero, sono venuto forse 10 anni fa a vedere una delle vostre gare e sono rimasto così stupito dalle bandiere perché da ce le abbiamo visto. Quindi, però il gioco e le acrobazie che fate con le bandiere sono veramente belle e secondo me questa sera affascineranno. Portate pazienza e l'umiltà. Anche tutti quanti presenti qui in questa piazza. Vado via velocissimo, un in bocca al lupo a tutti e aspettiamo e vediamo chi vinca il migliore. Grazie Luca. Adesso cediamo la parola alla Presidente della Giostra della Rocca, Paola Signoretto. Buonasera a tutti, grazie a tutti di essere qui, di aver partecipato, ringrazio i giudici di aver accettato questa bellissima iniziativa. Volevo ringraziarvi per aver accettato di essere ospitati qui nella nostra bellissima città. Oggi, quest'anno, è il 40° anniversario dell'edizione della Giostra della Rocca, quindi vi invito tutti a settembre a vedere le nostre bellissime manifestazioni. Vi ringrazio ancora per la vostra partecipazione e soprattutto vi auguro una bellissima festa per questa sera. Grazie. E vogliamo sul palco anche il rappresentante di Megliadino San Vitale, Andrea Zorzi. Un applauso ad Andrea. Sorze, no, Zorzi, ho sbagliato. E però qua è scritto... L'umidità, è l'umidità. L'umidità, che fa dei brutti scherzi. Naturalmente, oltre alla nostra radio, Free Radio, c'è anche la presenza della televisione per quanto riguarda prima Free. Allora sì, innanzitutto anch'io mi accodo ai ringraziamenti di tutti quanti e per me aver organizzato, essere riusciti ad organizzare i Veneti qui e poter ospitare campioni d'Italia e tutti questi ragazzi che credono in questo sport della città, che per me è la culla di questa attività, di questo sport, è veramente... Sono felice che vinca il migliore e lascio la parola poi al campo di gara, non mi dilungo ancora. Allora ci scusiamo perché abbiamo posposto. Noi avevamo scritto un nome diverso. Un nome diverso, Andrea, perdonaci. Grazie. Ok, allora adesso la parola chiaramente al giudice.
agli atleti, certo, a lei sicuramente per dare il via. Niente, grazie a tutti e quindi possiamo iniziare la serata, e quindi con le coppie, con le piccole e le grandi squadre. Grazie. E quindi diamo il tempo tecnico che si schierino. In effetti inizieremo tra poco con la piccola squadra assoluti. Siamo andati all'unisono. Che roba. Sì, Sembra che facciamo radio. sì, sembra. Se qualcuno vuole lasciare il campo, sarebbe cosa buona e giusta. Così permettiamo alle varie squadre di potersi esibire. Vediamo i futuri politici della Si esibisce Città della Rocca, si prepari Città Murata.
ferma lì. Ok. Allora abbiamo osservato anche il giudice che ha controllato la bandiera per la regolarità. Quindi adesso vedremo sempre all'interno della piccola squadra Assoluti la città murata di Montagnana e si prepari Borgo Veneto. Non ci sono quelli là. Sì. Sì. Sei vero, hai capito? Neanche bene, dopo anche bene.
È arrivato il turno di esibizione per Borgo Veneto. Si prepari il gruppo Tempesta. Non dovete neanche a confrontare. C'è veramente bellissimo. Inarrivabile. Cosa ha fatto lei? Bravi! Adesso poi devo fare la foto che lo a Paolo. Se mi cambio dopo, sono qua con il cuore addosso. Grazie, adesso Anche se 15 gradi stasera, mettete qualcosa addosso. sì, vai, cosa fare? Non così dai.
E adesso è pronto ad esibirsi il gruppo Tempesta di Noara. Si prepari Megliadino San Vitale. Bene, bene, tutto bene da te? Pensa che...
Eccoci. È pronto ad esibirsi il gruppo Megliadino San Vitale. Si prepari il gruppo Arquatesi. Dai,
L'ultimo gruppo del piccola squadra assoluti ad esibirsi, gli alquatesi.
Allora si conclude giustamente l'esibizione relativa alla piccola squadra assoluti, tra poco inizieranno invece grande squadra assoluti e capiamo cosa succede. Sì, adesso avremo 10 minuti di pausa, si esibiranno appunto il gruppo della grande squadra assoluti, che significa che da 8 a 16 sbandieratori fanno parte di questo gruppo con fino a un massimo di 2 bandiere a testa. L'esercizio è molto più complesso dato che viene eseguito in coordinamento con il gruppo musici, che qui viene giudicato nell'esecuzione coreografico-musicale. Il gruppo musici è composto dal massimo da 20 elementi, di cui al massimo possono esserci 10 chiarine. Tutti gli spostamenti devono essere eseguiti in modo coordinato e a passo. Ricordiamo, Roberto, quali sono i gruppi della grande squadra assoluti. Che praticamente rispetto ai precedenti non si esibirà Città della Rocca, però si esibirà Città Murata di Montagnana, Borgo Veneto, Tempesta, Vegliadino San Vitale e Acquatesi. Questo è l'ordine a cui noi poi vedremo in azione. Ci sono tante cose da raccontare, però chiaramente il tempo è molto limitato, quindi ne approfittiamo anche per ringraziare l'organizzazione che ha messo in piedi tutto questo che stiamo assistendo, e credo che non sia poca cosa per la complessità, anche perché è una gara vera e propria. Un campionato. Ascoltiamo un po' di musica. Un po' di musica nel da tempo. Free Radio. Sempre solo bella musica.
Ok, dopo che abbiamo fatto questi alcuni minuti, Rientriamo. Naturalmente la temperatura si sta sempre più È rigidina. rigidina. Ma noi insomma cerchiamo di sfidare Roberto. Invitiamo i nostri colleghi che sono al Canduccio in radio. Vabbè, andiamo avanti. Allora adesso cosa succede? Succede che rivedremo in azione per quanto riguarda la grande squadra assoluti che hai spiegato prima cosa succederà. È meglio... Infatti, lo ricordiamo. Allora, la grande squadra degli assoluti è formata da 8 a 16 sbandieratori con fino a un massimo di 2 bandiere a testa. È l'esercizio complessivamente più complesso dato che viene eseguito in coordinamento con il gruppo musici, che qui viene giudicato nell'esecuzione coreografico-musicale. Il gruppo musici è composto da un massimo di 20 elementi, di cui al massimo possono esserci 10 chiarine. Tutti gli spostamenti devono essere eseguiti in modo coordinato e a passo. Ricordiamo quali sono i gruppi della grande squadra assoluti. Allora praticamente rispetto alle 6 che sono esibite per la piccola squadra, se ne esibiranno invece 5: Città Murata, Borgo Veneto, Tempesta, Vegliadino San Vitale, Acquatense. E quindi siamo pronti per iniziare, per vedere l'esibizione della squadra della Città Murata di Montagnana e si prepari Borgo Veneto.
Si esibisce adesso Borgo Veneto, si prepari, gruppo Tempesta. Tutti persi quello, cosa disse? No, ho fatto un salvataggio, Dio. Bravi, sì, vediamo perché... bravo! È il primo tiro. Madonna! E dai, no?
Sono pronti a esibirsi il gruppo Tempesta Noale, si prepari Megliadino San Vitale.
Si esibisce adesso Megliadino San Vitale. Si preparino gli arquatesi. Quattro, un po' di vedere.
adesso l'ultima esibizione della grande squadra assoluti con gli Acquatesi. Finale idea mia, dai, che dopo Nicola mi rubi i diritti. Questo ne faccio? Questo ne faccio? Vabbè, non importa, dai, tieniti che tutto per il resto, bravo, vabbè. Oh, ciao! Vai! Che una bella brava! Che recuperi in fatto? Sì, però è forse di un
facciamo un applauso a tutti i gruppi che si sono esibiti. Adesso ci saranno le premiazioni, ma prima delle premiazioni l'amministrazione comunale, la Presidente della Giostra della Rocca, consegna un qualcosina importante ai giudici per la loro presenza qui in questa 29esima edizione dei campionati veneti, dei musici e sbandieratori. Allora, noi come Giostra della Rocca e amministrazione comunale volevamo ringraziare i giudici per essere così attenti e importanti su una gara così unica. Quindi volevamo farvi un omaggio di una nostra partecipazione e ringraziarvi di tutto quello che avete fatto. Ricordiamo che dopo noi riprenderemo domani. Domani, l'appuntamento è per domani, Roberto, alle 15. Parliamo dei giovani. Con i giovani, assolutamente. 8-15 anni. Allora invito tutte le squadre di prepararsi per il rientro e naturalmente anche il gruppo Città della Rocca che deve essersi spostato un attimino, quindi preparatevi per il rientro per la premiazione finale. Domani riprendiamo con tante categorie, soprattutto. Sì. Domani avremo diversi gruppi, a cominciare dai singoli esordienti, i singoli giovanissimi, i singoli under 15, le coppie esordienti, le coppie giovanissime, le coppie under 15, le squadre esordienti, le squadre giovanissimi e le squadre under 15. Tanti gruppi, Roberto. Sì, sarà un pomeriggio molto movimentato, soprattutto intenso. Speriamo che la temperatura domani salga un pochino così. Dovrebbe essere più caldino. Sì, speriamo. Perché si inizierà prestino e quindi sarà nelle ore più calde del pomeriggio. Allora ricordiamo i premi che sono stati realizzati. Sì, i premi sono stati realizzati dai ragazzi delle Irealizzabili, un progetto della Fondazione Irea di Este, che con gli oltre 100 anni di storia è oggi punto di riferimento nella realizzazione di servizi sociali e sociosanitari per persone con disabilità, di attività educative per l'infanzia e di corsi di formazione professionale per adulti. Comunque domani, allora, durante la notte scongeliamo i giudici che sono abbastanza induriti, quindi domani saranno pimpanti. Sì, ci auguriamo di sì. Metti un po', Cristian, dai un po' di sottofondo, dai qualche minuto, poi inizieremo finalmente le premiazioni.
Benissimo, allora abbiamo completato lo schieramento, però ci sono alcune cose da applicare prima, quindi invitiamo Andrea Sorze per quanto riguarda la consegna degli addetti, giusto? Vieni su. Ci sono due cose che procederemo proprio prima dell'inizio. Prima della premiazione ufficiale. Dobbiamo fare degli accenni. Allora eccolo qua. Ecco qui Andrea. A te il microfono. Sì, sì. Se vuoi specificare qualcosa è giusto. Allora, rubo adesso sì 30 secondi e volevo ringraziare le due
donne che quest'oggi ci hanno accompagnato durante tutta questa esperienza e è stata un po' travagliata, un po' di corse forse. Vabbè, insomma, è stata movimentata. Abbastanza. Allora, il primo mazzo di fiori va a te, Eva. Grazie mille per il supporto, ci vediamo comunque domani, però oggi teniamo a farlo questa sera. E il secondo mazzo di fiori va per una signora che sto guardando in questo momento, senza la quale non si sarebbe fatto tutto questo. Paola, non sarebbe stato possibile. Vieni su, per favore. È la presidente della Giostra della Rocca, ragazzi. È stata una grandissima spalla, un grandissimo aiuto per far fronte a tutto ciò che è stato necessario per organizzare questo evento. E veramente senza di lei sì, il gruppo si è speso parecchio, ma senza di lei non sarebbe stato possibile nel modo più assoluto. Quindi ok, ho finito i 30 secondi e rilascio la parola a voi. Allora, Grazie Andrea. ci sono due cose, abbiamo detto, no? Dobbiamo accennare ad altre due cose. Allora, c'è un premio speciale dedicato in memoria, penso, sì, a Toso Osmildo, da parte della squadra della città murata di Montagnana, che viene consegnato alla squadra che ha avuto il minor punteggio di penalità sia per quanto riguarda i musici e gli sbandieratori. Quindi ci sarà questo premio speciale intitolato Toso Osmildo da parte della città murata di Montagnana. E poi ricordiamo la Fondazione Morini Pedrina che ha creato il merito di aver creato tutti i premi. E abbiamo Roberto, una rappresentanza qui sotto il palco dei ragazzi che adesso magari vedremo se consegneranno loro i premi. Sì, ma qua sopra abbiamo Margherita Di Sarò che vuole dire qualcosa. Vieni Margherita. Sei tu che hai creato. Facciamo un applauso a Margherita e a tutto il gruppo Irea Morini Pedrina. Prego. Ciao a tutti. Comunque sono Margherita, queste piastre sono fatte di argilla, fatti dai ragazzi di via Bressanna. Se potete venire a Este da me, sono ben accetti. E dove vi trovate? Dove vi trovate? Dai. Via Cavolo. Il negozio di Diego Bursama. E faccio la commessa del negozio. E quindi tu sai consigliare, giusto? Sì. Benissimo. Ok, allora il giudice è qui che... Grazie a te Margherita. Prego. Prego il giudice. Paola, prego ti cedo il microfono. Ok. Chiedo scusa solo un secondo, anch'io volevo ringraziare tutti quanti voi per la meravigliosa serata. Volevo dire sì, io ho lavorato molto per questo insieme al gruppo di Megliadino San Vitale, però ho un gruppo di collaboratori alle mie spalle che senza di loro non sarei riuscita a fare nulla. Gli steward che vi hanno seguiti, dove dovevate andare, cosa dovevate fare, sono tutte persone che collaborano con la Giostra della Rocca, quindi un grazie enorme a loro. Grazie a tutti. Grazie Paola. Allora partiamo per la classifica finale degli assoluti. Punti 8.09, decimo, Tempesta Noale 2, Grossa Elisabetta. Singolo, sì, l'abbiamo letto. Passiamo al nono posto con punti 13.01, Città della Rocca 1, Paolo Girardi. Ottavo posto con punteggio 17.88, Tempesta Noale 1, Paolo Longo. Settimo posto 18.86, Sbandieratori Acquatesi 1, Fenza Diego.
Sesto posto 19.84 Borgo Veneto 1 Daniele Pollini. Quinto posto 20.23 sbandieratori alquatesi 2 Riccardo Topo. Quarto posto 24.46 Borgo Veneto 2 Riccardo Stevanini. Adesso saliamo nell'Olimpo. Terzo posto 24.55 punti Vegnadino San Vitale 1 Mattia Martinelli. Secondo posto punti 28.31 Città Murata 2 Niccolò Chiodi. Primo posto con 29.13 Città Murata 1 Francesco Cirelli. Abbiamo finito, Abbiamo ok. finito con Passiamo alla specialità coppia assoluti. Nono posto con un punteggio di 12,86 Città della Rocca 1 Drago Girardi. Ottavo posto con un punteggio di 14,67 Borgo Veneto 1 De Marchi Lazzara. Settimo posto con un punteggio di 16,45 Mediadino San Vitale 2 Bressan Zaglia. Sesto posto 17,23 Tempesta Annuale 1 Zago Zalunardo. Quinto posto 18,28 Sbandieratori Arquatesi 1 Chieregato Pilotto. Quarto posto con un punteggio di 21,03 Borgo Veneto 2 Pollin Stevanin. Saliamo sul podio al terzo posto con un punteggio di 21,47 Città Murata 2 Crivellaro Zappon. Al secondo posto con un punteggio di 21,91
Il gruppo di Megliadino San Vitale 1, Martinelli. E si giudica il primo posto con un punteggio di 26,76, Città Murata 1, Bragion Girata. Adesso procediamo alla classifica finale, piccola squadra assoluti. Punti 12,56, quindi sesto posto, Città della Rocca 1. Punti 16 e 14, quinto posto, Tempesta Noale 1. Quarto posto, 20,69, Sbandieratori Alquatesi 1. Terzo posto, 21,81, Megliadino San Vitale 1. Adesso andiamo al secondo posto con punti 25,74, Borgo Veneto 1. Primo posto con 26,91, la Città Murata 1. Bene, passiamo alla specialità grande squadra, categoria assoluti. Al quinto posto con un punteggio di 20,21, Megliadino San Vitale. Al quarto posto con 20,28, Tempesta Noale. Al terzo posto, con un punteggio di 21,40, Borgo Veneto.
Al secondo posto, con un punteggio di 22,36, sbandieratori arquatesi. Quanto casino È una forma di applauso. Quella sì. E si aggiudica il primo posto con un punteggio di 28,14, Città Murata Montagnana. Che sono in tanti. Premia Margherita. Margherita, ci sei? È lì Margherita. E ci ha ricordato che andando nel negozio lei è la commessa e ti consiglia il meglio. Adesso andiamo alla classifica finale, specialità musici. Quinto posto con 17,96, sbandieratori arquatesi 1. Quarto posto 19,63, tempesta noale 1. Terzo posto 22,52, Borgo Veneto 1. Qualcuno venga a ritirare il premio, ragazzi. O tutti o nessuno. Tutti o nessuno? O tutti o nessuno, Sono in tutti tanti. per uno o uno per tutti. Ha suonato. Secondo classificato con punti 27,61, Città Murata 1. Anche loro sono in tanti, guarda quante statuette lì che hanno collezionato. Attenzione ragazzi, non farle cadere perché sono state create dai ragazzi della fondazione Morini Pedrina.
Dati voi vengano veloci dall'altra parte. Ragazzi, dall'altra parte del tavolo. Dall'altra parte del tavolo, per favore. E adesso primo posto 27,96, Mediadino San Vitale 1. C'è anche un pupo che non è ancora andato a letto. Resiste. Resiste. Bene, siamo giunti al finale, sì. I gagliardetti, sì, da consegnare come premio di partecipazione, i gagliardetti della Giostra della Rocca. Ormai Morini Pedrina, l'associazione. Sono impegnati Li facciamo lavorare, li facciamo lavorare. Margherita, dai, veloce. Dai Margherita, porta avanti il tuo gruppo. Tu che sei esperta. Ok, consegnati i gagliardetti allora, dai. Vai di qua Margherita, in fondo di là. A destra Margherita, a destra. Grazie ragazzi. Adesso Roberto siamo proprio sul... Sì, allora, dobbiamo dare il premio Smildo Toso. Non so chi lo dovrà consegnare. Beh, sicuramente da parte di qualcuno della città murata che l'ha proposto. Ok. È qui sotto, è qui sotto. È qui sotto. Il premio Smildo Toso va a Mediadino San Vitale. Il premio Smildo Toso è un premio speciale, riguarda la squadra con il minor punteggio di penalità per musici e gli sbandieratori. La combinata, sì. La classifica combinata degli assoluti. Diremo solo il primo. Diremo solo il primo, se la giudica la Città Murata di Montagnana.
questi se lo riportano a il loro casa. premio, questo premio itinerante alla fine rimane sempre alla città Montagnana. data, Sì, rimane a loro, l'hanno portato e adesso lo se lo riportano. riportano a casa. Andrea, se vieni ti consegno qua il pacchetto, se qualcuno dopo vuole verificare Se volete controllare i vari punteggi. Leggiamo tutta la combinata. Ok, va bene, va bene. Ok, vai. Ma posso dire solo il punteggio totale. Allora, partiamo dal sesto posto con un punteggio di 88,80, la città della Rocca. Al quinto posto con un punteggio di 30,80, Tempesta Noale. Al quarto posto con 25,60, Sbandieratori Arquatesi. Al terzo posto con 19,00, Borgo Veneto. Al secondo posto con 18,20, Megliadino San Vitale. E la città murata che è al primo posto con un punteggio di 8,40. Grazie a tutti. Ci salutate. Salutiamo i ragazzi di Morini Pedrina e grazie per il vostro aiuto. Diamo appuntamento a domani. Ci vediamo domani. Quando ci scongeliamo. Sì, intanto ci dobbiamo riscaldare. Ciao a tutti, buonanotte, l'appuntamento è a domani dalle 15 in poi. Con tutti i ragazzi dalle 8 alle 15 anni, vero? Ok. Sarà un pomeriggio bello, intenso, movimentato. A domani, buonanotte, grazie a tutti. Ciao. Ciao. Sponsor, dai! Allora,
Che giro?